Si è rinnovato il legame profondo tra le nuove generazioni e le radici storiche del territorio. Nell'ambito del progetto La Valle racconta il mito, arricchito da nuovi percorsi, iniziativa che ha visto l'Innerwear Club di Agrigento accompagnare gli studenti dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro in un'inedita visita presso l'Archivio di Stato. Ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. È stata un'occasione per riscoprire il legame profondo tra le nuove generazioni e le radici storiche del territorio, il quarto appuntamento che si è svolto nei locali dell'Archivio di Stato, voluto dalla presidente dell'Inner Wheel di Agrigento, Patrizia Di Giovanni Vitellaro, per il progetto La Valle racconta il mito, inquadrato nel contesto delle linee guida Radici, Memoria e Futuro. L'Inner Wheel di Agrigento ha infatti accompagnato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro in una inedita visita presso la storica struttura che conserva un imponente patrimonio storico e documentale. Crediamo fermamente che la storia, l'arte e la cultura siano il pilastro su cui edificare la consapevolezza dell'identità culturale tra i cittadini di domani, ha affermato la presidente Di Giovanni Vitellaro. Attraverso queste attività, ha continuato, l'Inner Wheel Club di Agrigento continuerà a tessere un dialogo fecondo tra passato e futuro nella fiera certezza che riconoscere le proprie radici sia il primo passo per trasformarle in speranza e forza per il domani. Accolti dalla direttrice Rossana Florio e dai suoi collaboratori, i ragazzi hanno varcato la soglia della memoria collettiva, vivendo non una semplice lezione, ma un autentico viaggio sensoriale tra documenti d'epoca e narrazioni d'archivio, capace di trasformare la storia da concetto astratto in esperienza viva e pulsante. Un ringraziamento speciale per la costante sinergia istituzionale la Presidente ha rivolto alla preside Rosellina Greco e ai docenti Salemi, Cumbo, Brucceri, Liuzza, Moreale e Cordaro che si sono rivelati autorevoli mediatori del percorso formativo che ha trovato la sua conferma nella curiosità e nell'attenzione che i giovani veri protagonisti di una giornata dedicata alla scoperta dell'identità culturale collettiva hanno dedicato all'iniziativa.